statale. La facoltà pare incredibile, ma è legge. Qui conosce uno studente di 5 anni più anziano di lui, tale Silvio. Anche lui, per quanto incredibile possa sembrare, studia legge. I due si piacciono subito moltissimo, è un colpo di fulmine. Silvio ingaggia Marcello come suo segretario tuttofare. Ma nel 65 Marcello lascia Silvio e Milano per trasferirsi a Roma, dove dirige un centro sportivo dell'Opus Dei. E nel 67 ritorna a Palermo, dove dirige una squadra di calcio, la Bacigalupo, la squadra della buona borghesia palermitana. Buona poi. Tant'è che sarà lo stesso Marcello a dire di aver conosciuto sui campi della Bacigalupo due delle persone che segneranno il resto della sua vita, esattamente come l'aveva segnata Silvio. Sono Vittorio Mangano, un giovane mafioso che ha già diversi arresti e una decina di denunce sul groppone, e un signore un po' più anziano, mafioso anche lui, Gaetano Cinà, che ha una lavanderia nel centro di Palermo come copertura, ma che in realtà è appunto un uomo di Cosa Nostra imparentato tramite la moglie con i capi della mafia dell'epoca, Stefano Bontate e Mimmo Teresi. Nel 1970 De Lutri va a lavorare in banca e in pochi anni diventa dirigente della Sicilcassa di Palermo. Nel 74 Silvio passa dalle acque di Palermo in crociera sul suo yacht, si ricorda di quel giovane picciotto che tanto gli era piaciuto all'università, Marcello, e decide di chiamarlo per proporgli di tornare a lavorare con lui, sempre come segretario tuttofare. Marcello, che pure è dirigente di banca, accetta di degradarsi e di tornare a lavorare per Silvio, non più a Milano stavolta ma ad Arcore in Brianza, dove Silvio ha acquistato una villa. Acquistato forse una parola grossa, diciamo preso a un'orfana minorenne, Anna Maria Casati Stampa, che ha appena perso i genitori in una strage familiare molto drammatica e per giunta, a dimostrazione che le disgrazie non vengono mai sole, è pure assistita dall'avvocato Previti. Questa simpatica coincidenza che vuole Previti pro-tutore della ragazza e nello stesso tempo socio di Berlusconi, all'epoca si sarebbe detto conflitto di interessi, termine ora caduto in desuetudine, fa in modo che la ragazza accetti di cedere la sua villa, la villa dei suoi familiari, Villa Casati Stampa, a un prezzo di super favore per l'acquirente, Silvio, che la paga circa 500 milioni dell'epoca, così sono dichiarati, quanto vale probabilmente uno dei quadri contenuti nella villa, senza contare che la villa ha pure proprietà tutto intorno che occupano mezza Brianza. Marcello deve occuparsi della ristrutturazione di Villa Casati Stampa, un po' fatiscente, e quindi comincia subito a mettersi all'opera. Tutti lo possono immaginare alle prese con muratori, idraulici, elettricisti, piastrellisti, tappezzieri. Invece no, lui ha la fissazione dello stalliere proprio. Prima di tutto si occupa dello stalliere, tutti questi cavalli imbizzarriti che vanno e vengono nelle proprietà. In realtà poi si è scoperto che di cavalli non ce n'era nemmeno uno, però lui aveva le allucinazioni, all'epoca vedeva cavalli dappertutto e quindi cerca subito uno stalliere. La Brianza è una zona piuttosto agricola e quindi non è difficile trovare qualche allevatore disposto ad andarci, invece no. Nessuno è disposto ad andare a lavorare per Berlusconi, segno che l'antiberlusconismo è un fatto veramente atavico nella storia d'Italia, perché già nel 74 stava sulle palle a tutto il mondo. Per cui